A tutti gli amici di Sonus de Ganna. Dunque, passiamo a Roberto Corona. Roberto è suonatore di Leonidas, uno del direttivo dell'Istituto Leonidas, laureato in elettromusicologia al Conservatorio di Cagliari, ed è anche colui che mi ha fatto conoscere una festa straordinaria che è la festa di Santuanni a Quartu Sant'Elena, la festa di San Giovanni, che è una festa che Roberto ha frequentato per anni come suonatore, che assieme abbiamo studiato producendo un documentario che ormai è del 2010 se non sbaglio, appunto dedicato appunto a questa festa un po' nascosta, un po' misteriosa ma veramente straordinaria, con una ricchezza musicale enorme che è incentrata soprattutto sull'esecuzione continua di mottetus tra l'allera tra tutti i componenti della festa, quindi sobreria, le tracchera, che sono altre figure centrali all'interno di questa festa, ma all'interno della festa di Santuanni ci sono anche le launettas che intervengono in processione ma anche in altri momenti. L'intervento di Roberto sarà proprio su questo, sarà una bella panoramica sulle varie funzioni e le varie occasioni in cui le launettas intervengono all'interno appunto della festa di Santuanni a Quartu Sant'Elena. Anche Roberto ha delle slide che vi presenterà e preferisce parlare in piedi, per cui gli passo il microfono. Buonasera a tutti. Cortesia, se è possibile passare le luci, almeno da questa parte. Grazie. Allora, musica e religione della festa di San Giovanni Battista a Quartu Sant'Elena. Già dalla foto e da questo carro potete vedere che si tratta proprio di abbastanza singolare e particolare, se non unica in Sardegna. Vai avanti. Allora, ho ritenuto opportuno, per chi non la conoscesse, credo ci siano delle persone che non conoscono la festa, ripercorrerla così velocemente per sommi capi. La festa di San Giovanni Battista a Quartu Sant'Elena è una festa molto antica. Sulla sua realizzazione si hanno notizie certe sin dal 1600. Tenete presente che il comitato è arrivato a un suo archivio e sono arrivati con i sobresi al 1600. Diciamo che lì è ancora precedente la festa. È una festa dove i sincretismi sono chiaramente evidenti. Qualcuno ha accostato la festa al rito pagano di Adone. La festa viene organizzata e gestita dalla Società di San Giovanni, Sazozedari de Santuanni. Questa è composta da pastori, pastori oggi li chiameremo allevatori, quindi proprietari di bestiame, o da persone che nella loro ascendenza hanno avuto dei pastori. Quindi è una festa esclusiva per queste persone a livello organizzativo. Sazozedari de Santuanni è divisa in due gruppi distinti di pastori, quelli di capre e quelli di pecora. Ogni anno, giorno della natività del santo, il 24 giugno, Sazozedari de Santuanni organizza un pranzo alla fine della quale viene fatto il rito dessa mesa, cioè viene proposto ai partecipanti un vasoio con un bicchiere. La persona che prende il bicchiere sarà colui che dovrà organizzare la festa l'anno successivo. In questo modo viene stabilito sobrerino. La festa in onore del santo si celebra a luglio, l'ultimo fine settimana di luglio. Qui richiamo un attimo l'attenzione perché siamo a fine luglio e quindi ci sono temperature che rasentano i 40 gradi ed è una faticaccia per tutti. L'Opiere Vecchio verso le 2 del pomeriggio, quindi siamo a temperature intorno ai 40 gradi, va a prendere con un calessino 7 ragazze, le 7 vergini, 7 draccheras, vestite in costume e adornate d'oro, e le porta a casa sua. Badate come sono vestite e il percorso e come vengono trasportate. Siamo sotto il sole cocente. Verso le 6-7 di sera queste ragazze prendono posto su un carro a forma di barca, quello che vi avevo fatto vedere prima all'inizio, trainato da buoi, e a seguito dei calessi dei carri, i brecche, trainati da cavalli, si avviano verso la chiesa di Sant'Andrea, posta sul titolare di Flumi di Quartu, e il tutto avviene al suono delle launettas. Alla fine vi proporrò un piccolo saggio tratto dal film che abbiamo fatto con Marco. La mattina successiva, verso le 8, l'Opiere di nuovo con il suo calesse trainato da un cavallo, seguito da altri calessi e break, si reca alla chiesa di Sant'Andrea al suono delle launettas. Qui viene accolto dal gruppo organizzatore della festa, sopra il Beccio e le Semopangie, e dalle 7 traccheras. Dopodiché viene eseguito il rito della domanda. Con questo rito Sobrerino ratifica l'impegno ad eseguire l'anno successivo il straballus della festa dei Santuanni.
che non sono uno scherzo, badate, è proprio un impegno sotto tutti i punti di vista, sotto il punto di vista fisico e anche sotto il punto di vista finanziario e psicologico. Allora, poi la sera si rientra a quarto. La sera stracchesa seduta nel carro a buoi, a forma, tenendo i buoi a forma di barca, i sobresi con i localesi e gli altri del stesso sedale con i becchi rientrano a quarto, Sant'Elena accompagnanti sempre al suono delle lonetas. La mattina successiva viene invece fatto il rito del scambio della bandiera. L'obriere vecchio, insieme ad altri membri del comitato, dopo il commiato nella sua casa, dove ci sono delle queste e dei canti, si reca a casa del sovrino e dopo aver ancora una volta chiesto la ratifica dell'impegno ad eseguire la festa, l'anno successivo gli consegna gli elementi simbolici della festa, su fino che vedete qua. Allora, è una festa che rappresenta molti sincretismi, come vi ho detto. È una festa dove vengono messi in evidenza i valori e le credenze proprio di un gruppo, di questo gruppo, e i valori culturali nella quale si identifica. I rituali, gli strumenti e la musica che l'accompagnano si trasformano in veri e propri evidenziatori di identità. Mi faccio riferimento a ciò che diceva anche il Presidente del Consiglio di Cagliari. Le lonetas sono uno strumento identitario della Sardegna, ma per quanto riguarda questa festa lo sono ancora di più. Tenete presente che io ho assistito durante la festa a un bisticcio tra gli obrieri, dove volevano in un qualche modo fare quella che era la sostituzione lineare in termini etnomusicologico. Di questo vi ha fatto qualche cenno Marco prima, però cioè sostituire le lonetas con la fisarmonica. Niente, la proposta non è passato. Loro hanno sempre conosciuto le lonetas di fronte al carro e come tale doveva rimanere. Ancora oggi è così. Suonano da sola o in gruppo, o al limite è tollerata la fisarmonica. I riti che si seguono durante la festa, le lonetas hanno un ruolo importante, svolto in luoghi particolari in un preciso momento contestuale, con un ordine prestabilito, tramandato di generazione in generazione. Quindi le lonetas con le loro melodie devono essere funzionali ai riti della festa. Quindi praticamente ci sono dei momenti precisi in cui le lonetas devono suonare. Suonare di fuori di quei momenti, diciamo che non viene consentito e non è diciamo, neanche permesso. Tu vieni pagato per queste cose e lì devi suonare e devi esserci in quei momenti. Le lonetas durante la festa non devono limitarsi a riempire uno spazio, ma devono indirizzare e qualificare il sentimento religioso, agendo sullo stato emozionale e determinando, dove possibile, intense esperienze di partecipazione collettiva. La musica prodotta deve essere inoltre un'attività di grande coinvolgimento sociale. Tenete presente, per quanto riguarda questo concetto, che alla festa di San Giovanni hanno suonato suonatori molto importanti. Sto parlando di Antonio Lara, di Luigi Lai, ma sto parlando anche di Efisio Melis. Quindi, per quanto era possibile, c'era la ricerca del grande suonatore che in un qualche modo, con la sua produzione musicale, sapeva generare questi sentimenti. Le lonetas durante la festa devono accompagnare il canto, il trallellera e il cocius, e su di questo poi è avvenuto un piccolo passaggio dovuto un po' per la carenza, anzi soprattutto alla carenza dei suonatori di lonetas in un certo periodo. Tenete presente che fino agli anni fine anni 80 trovare un suonatore di lonetas era un qualcosa di molto, molto difficile. Quindi si sono dovuti arrangiare spesso e volentieri con la fisarmonica, però ancora oggi viene accompagnato canta trallera e cocius, specialmente in chiesa. Gli accompagnamenti dei cortei, le queste, accompagnamento del sadraca, suoname della bandiera, la questa a casa dei sobrieri, poi le funzioni religiose quali la messa e le processioni e poi il ballo. Questi sono i momenti in cui suonano le lonetas in questa festa. Allora, per quanto riguarda il trallallera, qui abbiamo un qualche cosa di abbastanza particolare. Il trallallera, come
diversi di voi sanno, tanti di voi sanno, è un canto strofico composto da 2 strofe, ovvero composto da 2 versi incongruenti, con rime A e B oppure di A. Normalmente noi li conosciamo come dei versi scherzosi. Questo non vale assolutamente per quanto riguarda la festa di San Giovanni, perché cosa succede? In questa festa i stranieri si relazionano ufficialmente con i propri familiari, con i zobresi, sorella, con il canto tra la vera. I versi che canto hanno infatti dei contenuti circostanziati, spesso molto profondi, a volte incomprensibili per chi non è addentro al gruppo, contenuti che spesso vanno a attaccare la sfera emozionale del singolo del gruppo. Tenete presente che durante il canto tra la lera il riferimento, è raro che manchi il riferimento al santo, tutto si fa per il santo. Tale canto può essere accompagnato dall'elonedese, come vi dicevo, dall'elonedese fisarmonica o dall'organetto, oppure dalla fisarmonica sola, oppure ancora oggi senza alcun accompagnamento, quindi una voce solista e il coro. In tale situazione la musica strumentale svolge una funzione di supporto al canto, così da essere maggiormente incisiva sulla sfera emozionale dei partecipanti. Allora, mi è capitato a volte, negli anni, di mettermi da una parte e sentire quelli che sono i stranieri cantare, ma è una sensazione che ho provato io, come la provano tutti quanti, sia del gruppo dei organizzatori, ma anche tutte le persone che in qualche modo stanno vicino e vivono la festa. È una festa molto, molto toccante. I coaches sono l'altro elemento che in qualche modo accompagnano la festa e vengono accompagnati anche questi dalle nonedas. I coaches sono dei canti con un testo sacro di tradizione orale, la loro origine è da rinviare alla presenza catalana in Sardegna, il modello melodico a riscontri del corpus delle cantiche di Santa Maria di Alfonso X. Qui c'è la prima strofa dei coaches, perché questi sono dei coaches scritti tanto tempo addietro, non se ne conosce l'autore, però ancora oggi vengono cantati. Questa è la prima strofa. Altra slide, grazie. Allora, i coaches di Santuanni vengono solitamente cantati a fine della messa la domenica, la messa manna, quella dei lungi, e durante il suonambio della bandiera, accompagnati dalle leonedas e dalla fisarmonica. Questo è strano, però questo avviene. Allora, poi ci sono le processioni e le queste che vengono fatte solitamente a casa dei zobresi. Le leonese, come ben sappiamo, hanno un loro protettore di brani cosiddetti religiosi. Questi brani vengono eseguiti in un preciso momento della funzione liturgica, la messa, ingresso, apertura, rivelazione, comunione, fine della messa, o in altri momenti extraliturgici, come in questo caso l'accompagnamento ai cortei e quindi le queste. Questi brani, in quanto musica utilizzata nella funzione liturgica o extra-liturgica, devono essere espressione di fede, ovvero devono andare a far leva sulla parte emozionale, affinché incida sulla sfera privata della spiritualità individuale e collettiva. Qui esiste una grossa responsabilità per chi suona. Posso dire che mal si colloca, l'ho trovato a mie spese questo, il principiante, perché non riesce a generare queste emozioni. Poi c'è il ballo, c'è il momento in cui il corteo rientra dalla festa a quattro e si ferma in Aisa Giolasa. Da uno degli vetti, che poi è anche uno zio che aveva fatto la festa nel 1961 e guarda caso per lui aveva suonato il Fisiomelis, che di Fedra Cartucci in quel periodo, ha avuto modo di accertare che quando anticamente lui mi raccontava che quando Sodaka Ginevra Esagioso, oggi qui è il 4 novembre, gli stranieri scendevano dal carro e facevano un ballo campidanese al suono delle launetas. Oggi chiaramente questo non avviene più. Il ballo anticamente assumeva, come tanti di noi sanno, assumeva una funzione di rituale evocativa e è probabile che Strachedas assolvesse proprio questa funzione. Allora, qui entriamo in un'altra parte di cui vi accennavo prima, il suono della nonedas oltre il suono.
Le melodie delle Leonidas nella festa hanno una funzione che va ben oltre la festa stessa. E qui entriamo in ambiti che vanno al di fuori di quella che è la sfera di studi dell'etnomusicologia. Gli psicologi hanno rivelato che esiste un collegamento tra la modalità di codifica di un ricordo e le condizioni che permettono il richiamo alla memoria. Se la musica delle Leonidas è in grado di suscitare profonde emozioni durante la festa, la musica delle Leonidas potrà dunque essere un potente vettore di ricordi episodici quando venga ascoltata in una successiva occasione. La musica delle Leonidas pertanto è in grado di ricreare lo stato emotivo provato al momento del primo ascolto o dell'esecuzione. Mia zia, attualmente, che era la moglie di Giovanni Paolis, è sombrera beccia di tutto quanto è pubblicato, ha 92 anni. Se io vado a suonare per la festa, se non riesco a creare se creo questo genere di emozioni, me lo porto dietro tutta quanta la vita. Così ha fatto lei. Oggi come oggi, sentire le Leonidas per lei significa rivivere i momenti in cui ha fatto la festa. Questi si chiamano ricordi codificati. Il ricordo codificato nel contesto di emozioni intense è uno stato di alterazione. Vengono richiamati vividamente al presentarsi di circostanze analoghe, come vi dicevo. Allo stesso modo, l'ascolto della musica può indurre in uno stato emotivo analogo a quello provato durante il primo ascolto. Questo è quanto succede su esperienza diretta. Allora, c'è un altro elemento. Io da ragazzo ho sentito suonatori pot dai badadori, ma io dico anche chi ascolta, in samunta dei Digius. Torniamo a quella che è la responsabilità del suonatore dei Leonidas. Diciamo che parliamo di ascolto profondo, in inglese deep listener, è un termine utilizzato per descrivere quello che le persone, il fatto che le persone restano profondamente commosse, magari fino alle lacrime, da semplice ascolto di un brano musicale. Gli ascoltatori profondi sperimentano cose di simile a un fenomeno di trance. Allora, mi è capitato di vedere, specialmente quando si passa con le Leonidas, che tanta gente lì piange. Il fenomeno di trance, esistono tanti fenomeni di trance, ma questo è un fenomeno di trance leggero. Allora, io mi fermo qui perché sicuramente ho sforato e vorrei farvi vedere il pezzo del filmato, un pezzettino del filmato della festa. Grazie. La partita. Le riunioni.
Su domenica meri, quando tornata sta sfilata di Sant'Andrea, entrata a 4, arrivando a Sargiolas, o piazza 4 novembre, a saltare di Sagluci, solitamente i sombreri mi pianta prima in Gomes. E Goni di Pamusone in bar. Grazie mille anche a Roberto, invito tutti a fine luglio dell'anno prossimo a assistere, a prendere parte alla festa di San Giovanni, veramente merita. Allora, abbiamo citato prima Loristanese.